Dopo l'inaugurazione del comitato, il candidato sindaco di Agrigento, Silvio Alessi, presenta le liste a sostegno. Le interviste alla videogiornale. Dario Piparò. Le liste sono 4: Forza Silvio, Patto per il Territorio, Progetto Agrigento e PDR, tutte coalizzate al sostegno di Silvio Alessi, presidente dell'Acragas Calcio e vincitore delle primarie di Agrigento 2020. Le prime 3 vengono presentate ufficialmente al Dioscuri Bay Palace. Procediamo con ordine. La lista Forza Silvio è una personalizzazione di Forza Italia, partito che ha deciso, dopo alcuni tentennamenti, di appoggiare Alessi. In lista 4 consiglieri uscenti, oltre all'assessore designato Piero Marchetta. Il Patto per il Territorio insieme all'UDC sostenne Marco Zambuto invece nella rielezione delle ultime amministrative, mentre Progetto Agrigento è una lista civica nata nel 2014 che il mese scorso ha annunciato l'appoggio ad Alessi. Qualche giorno fa invece presentate le liste del PDR, altro partito della coalizione a sostegno di Alessi, che fa capo al parlamentare regionale Michele Cimino. E dopo la presentazione della lista del PDR giovedì al Circolo Lampedusa Crash, stamattina ci troviamo qui per presentare i nostri candidati al Consiglio Comunale delle liste del Forza Silvio, Patto per il Territorio, Amalato Città e Io Cambio con Progetto Agrigento. È una riunione che abbiamo voluto fare più che altro, oltre che per presentare appunto i candidati, per dare delle indicazioni tecniche per il voto e quindi dare la carica giusta a questi consiglieri per poter affrontare una campagna elettorale con entusiasmo, una campagna elettorale che dovrà essere intensa, ma è una campagna elettorale anche difficile che deve essere fatta con determinazione, porta a porta, cercando di convincere quelle persone che non vogliono andare a votare, cercare di convincere le persone sui nostri programmi. Sono dei programmi seri e trasparenti che vogliamo proporre alla città di Agrigento per governare questa città. Ecco, quali sono i punti salienti di questo suo programma? I punti salienti del nostro programma sono quelli che vanno sicuramente dalla riorganizzazione della pianta organica del Comune di Agrigento, il risanamento del bilancio comunale, le problematiche legate al turismo, al centro storico, il discorso delle tasse, per non prescindere anche da dare un'attenzione massima al problema del lavoro. Ci sono tanti punti del nostro programma che presenteremo nei prossimi giorni e li presenteremo alla città e ai cittadini, perché dobbiamo e vogliamo essere credibili soprattutto con loro. Abbiamo riscontrato in Silvio Alessi l'unica via per che potesse vedere la rinascita di Agrigento. Intanto per il fatto che a nostro avviso l'unico progetto realmente civico è quello di Silvio Alessi, lo dimostra la caratura e lo spessore della squadra che ha scelto, dei nomi soprattutto della squadra che ha scelto. Silvio Alessi intanto è forse l'unico dei candidati sindaco che non ha mai fatto attivamente parte della politica, quindi come noi è un volto nuovo. Poi c'è anche da dire che Silvio Alessi nel corso della sua storia lavorativa e imprenditoriale ha dimostrato di avere grandissime capacità imprenditoriali, è una persona vincente e una grande visione.